Buongiorno amici, benvenuti a Post-it dal Polesine. Oggi parliamo di politica e del nuovo governo di Mario Draghi che ha ottenuto la fiducia di Camera e Senato. Una fiducia che ha avuto il sì di tutti gli schieramenti, ad eccezione del no di Fratelli d'Italia. A parlarne con noi Alberto Paterniani, 41 anni, di Adria, da un anno commissario provinciale del partito. Un partito giovane fondato nel 2012 che solo da fine 2014 vede la guida indiscussa di Giorgia Meloni, che gli dà il nome di Fratelli d'Italia, riuscendo a unificare nel 2017 sotto l'unico vessillo di Fratelli d'Italia anche Alleanza Nazionale. Benvenuto Alberto. Grazie e buona giornata a tutti. Insomma, a fare opposizione del governo di Super Mario ci siete solo voi. Che indicazioni ha dato la direzione del partito? Ma la direzione del partito, come ormai è ripetuta quotidianamente, è un no, non alla persona di Mario Draghi, perché il curriculum di Mario Draghi parla da solo, ma è stata una scelta di coerenza. Una coerenza che non vedrà il no ad ogni proposta, ma vedrà un'opposizione attenta per non disperdere e non perdere altro tempo e energie e risorse per risollevare questo paese. Fratelli d'Italia accusa l'attuale governo di non avere discontinuità rispetto a quello precedente. Mi sembra un dato di fatto, visti i nomi e viste la composizione del governo e i ministri che risiedono ancora in ministeri chiave che hanno portato l'Italia a questo. C'è il ministero nuovo però, quello per la transizione ecologica. Questa è una novità che Draghi, da buon europeista, ha capito che è un'occasione che non si può perdere e soprattutto mi viene da dire che non si può sbagliare. Spero che i tecnici non siano attanagliati da diatribe interne politiche che iniziano già a sentirsi. Per Fratelli d'Italia l'unica via, infatti, era quella di sottoporsi al giudizio del popolo. Però il Presidente della Repubblica nel suo discorso alla Nazione ha spiegato che anche per lui sarebbe stato il voto la soluzione ideale, seguendo appunto la Costituzione, ma si erano presentati due problemi decisamente importanti: la tempistica troppo lunga per riformare il governo dopo il voto e il problema coronavirus e vaccini. Diciamo che non è una scelta di Fratelli d'Italia andare al voto, è la Costituzione che lo dice e anche il popolo italiano, perché è da troppo tempo che è imbavagliato, che è in silenzio in tutti i sensi. Il popolo italiano doveva esprimersi ed è ora che si esprima per dire anche come è andato il governo Conte 1 e Conte 2. Mi viene da ridire di quello che ha detto il Presidente della Repubblica. Uno, è vero l'emergenza sanitaria, ma allora l'emergenza sanitaria c'è in tutto il mondo il mondo si vota, in Italia no. La seconda, le lungaggini. Sì, guardiamo gli ultimi due governi. Le lungaggini ci sono state la prima volta perché nell'intermezzo c'era l'elezione del Presidente della Repubblica. Sì. La seconda volta è stato perché non c'era una maggioranza. Sì. Questa volta la maggioranza, mi pare che tutti i sondaggi, ma anche la signora Maria del Bar sancisca che c'è una larga maggioranza di centrodestra. Allora mi viene da pensare che forse non si vuole la larga maggioranza di centrodestra. Di sicuro non era certo nell'intenzione di Matteo Renzi, che ha aperto la crisi, l'ipotesi del voto, insomma non penso la contemplasse. Forse, come ha detto Giorgia, non possono permettersi un Presidente della Repubblica che non gli garantisca di andare al governo anche se non hanno i voti. Questa posizione adesso di opposizione non vi creerà dei problemi con gli alleati della Lega per Salvini Premier? Ma guarda, su questa la nostra leader è stata anche abbastanza categorica. Un conto è il governo, un conto è il territorio. Noi abbiamo già dimostrato la nostra lealtà, quindi continueremo con la nostra lealtà. Io ricordo per le regionali che abbiamo firmato un documento per l'autonomia del Veneto, ma abbiamo firmato anche un documento anti-inciucio. L'inciucio quale sarebbe? Quello da di evitare? Non allearsi con il PD, con il centro-sinistra. E invece la Lega adesso... noi però abbiamo mantenuto fede, quindi la nostra parola penso sia
fuori discussione che quando diamo una parola è quella. Se dal nazionale ci portiamo al locale, Fratelli d'Italia è presente in quali e quanti consigli del Polesine? Allora, Fratelli d'Italia è presente con assessori, consiglieri e un vice sindaco. Abbiamo un assessore a Portoviro, a Badia, 2 assessori a Porto Tolle, 1 a Villadose di consiglieri. Abbiamo a Rovigo, città capoluogo, Canda Adria e vice sindaco a Petorazza. Ok, i consiglieri comunali Fratelli d'Italia non sono ancora tantissimi, però alle regionali siete andati alla grande, cioè siete passati dal 2,5% all'11%, all'11 rotti per cento, quindi una doppia cifra. Adesso l'idea è quella che con la prossima competizione elettorale dove non riusciamo ad esprimere i nostri sindaci, almeno portare a casa un assessore per ogni comune. Le regionali sono state il primo banco di prova vero per Fratelli d'Italia a Rovigo, con una percentuale, la seconda percentuale in Veneto, e qui un ringraziamento va ai nostri 5 consiglieri, Valeria Mantovan, Marco Trombini. Si sono battuti, che si sono battuti bene, anche tra di loro, lealmente anche, Daniele Ceccarello, Giulio Barbieri e Cristina Folchini, che ci hanno messo la faccia, ci hanno creduto, hanno veramente tirato fuori il meglio di sé per questo territorio, e i cittadini li hanno premiati. Però voglio anche fare un ringraziamento a chi c'era prima di Fratelli d'Italia, perché ricordiamoci che siamo all'11%, ma c'è stato qualcuno che ha portato questo partito dallo 0 all'11%, quindi un grazie veramente a tutti i militanti che hanno sostenuto, anche prendendosi qualche parola. All'inizio dicevano che erano matti, che potevano fare altre scelte per convinzione. Vabbè, è un po' il vostro destino comunque. Esatto, d'Italia, prendersi parole e dire parole. Vorrei parlare un attimo del caso di Lendinara. Fratelli d'Italia aveva un assessore che si è dimesso per problemi personali. Perché non avete preteso il posto in giunta che avevate? Ma noi, pretendere in politica è una parola abbastanza inusuale per me e per Fratelli d'Italia. Noi siamo leali, come ho detto prima. Noi abbiamo chiesto che venisse fatta una surroga con una donna, quindi sostituire una donna con una donna. Il sindaco si è preso un impegno. Capisco che oggi il sindaco debba trovare la quadra all'interno della propria maggioranza, ma sono fiducioso che mantiene e manterrà la promessa fatta e l'impegno che si è preso con Fratelli d'Italia. Adesso vediamo qualche immagine di Giorgia Meloni. Adesso questa è Giorgia Meloni in Parlamento. Qua invece Giorgia Meloni in Polesine, tu sei accanto. Qualche anno fa che è venuta a presentare il suo libro in Camera di Commercio qui a Rovigo. Oppure eccola qua a Rovigo per la campagna elettorale 2019. Di Rovigo, della città capoluogo. Questa è una... Qui siamo nel 2010, campagna elettorale di Isi Coppola, Giorgia ministro della gioventù. Sì. E sempre leader del movimento giovanile, anche dove c'è Giorgia era indiscussa anche all'epoca. Ecco qua, questa foto mi porta alla domanda successiva. Nel territorio come vi state muovendo? Cosa state facendo? Qui abbiamo appena finito di parlare di Lendinara, siamo a Lendinara con il nostro coordinatore regionale, il senatore Luca De Carlo, e inizieremo a, come si suol dire, battere il territorio con la nuova campagna delle adesioni e il tesseramento, che per noi è una fase abbastanza importante, non tanto per raccogliere la tessera o il tesserato, ma proprio perché ci sono tanti militanti che hanno voglia di impegnarsi sul proprio territorio, e quindi più che una tessera è un'adesione ad un modo di fare politica e a un'adesione a partecipare per fare qualcosa per la provincia di Rovigo. Bene, grazie ad Alberto Paterniani, vi auguro buon lavoro per il vostro tesseramento, e grazie a voi che ci avete seguito da casa. Se siamo nella pagina Facebook di rovigooggi.it, a cui vi chiedo di mettere un like, vi chiedo già che ci siete, se vi è piaciuta questa intervista chiaramente di mettere un like anche al video.
E potete rivedere l'intervista anche dal canale YouTube di rovigooggi.it. Vi auguro una buona giornata e il nostro appuntamento è per domani. Grazie. Grazie a voi.